Coach Stefano Micoli, a parte il primo set, la SEAP Dalle Cardillo ha dato battaglia ad un ottimo Sassuolo. Diciamo che abbiamo poi giocato un po' a corrente alternata, potevamo guadagnare un punto in più, un punto sicuramente con il secondo set. Purtroppo incorriamo in errori banali e abbiamo scarsa incidenza nel servizio e questo ci penalizza con squadre così forti in attacco. La migliore medicina per uscire da questa crisi di risultati qual è secondo coach Micoli? Sicuramente il lavoro, perché le ragazze si stanno comportando bene in questo periodo di difficoltà, pur lavorando in 8-9 in allenamento riusciamo poi a sopperire a queste mancanze e in partita un po' ci trasformiamo, ma questo non basta, ci vuole proprio il recupero completo di tutte. Cosa salvi da questa partita? Cosa hai visto di buono? Ho visto la reazione dopo il primo set, ho visto un miglioramento in attacco da parte di qualcuna, senza fare nomi nello specifico. Ovvio che ci manca un po' di esperienza con i centrali e poi un altro risolutore in attacco. Adesso la sfida contro Macerata, domenica al Palamoncada, cosa servirà per portare a casa punti? Diciamo che il trend è positivo a livello di gioco. Se fossimo più costanti ed equilibrati probabilmente riusciremo a portare punti. Valeria Caracuta, a parte il primo set avete dato battaglia a un ottimo Sassuolo, cos'è mancato per portare a casa punti? Ma siamo partite un po' contratte e questo dispiace, però siamo state brave a reagire come hai detto tu nei set successivi, abbiamo dato battaglia, penso che sia mancata un po' di determinazione, abbiamo fatto errori nei momenti decisivi che non andavano fatti, soprattutto in una partita come questa in cui ogni errore contava tanto, quindi è un peccato, però ce lo siamo detti a fine partita, sono delle piccole cose che hanno fatto la differenza e un peccato, ecco. In cosa deve ancora migliorare la SEAP Dalle Cardillo Aragona? Probabilmente in quello che ho detto prima, a volte facciamo degli errori che non vanno fatti, dobbiamo cercare un po' di più la perfezione che non esiste, però noi dobbiamo pretenderla in allenamento come ha detto Stefano prima e lavorare un po' di più su queste cose perché la squadra c'è, il gioco c'è, stiamo iniziando a divertirci e niente, dobbiamo secondo me essere un po' più presenti in determinati momenti e niente, lavorare in allenamento, lavorare. Domenica la sfida in casa contro Macerata, è possibile secondo te portare a casa l'intera posta in palio? Ma niente è impossibile, noi dobbiamo giocare ogni partita con la voglia di portare punti a casa perché è quello che vogliamo fare, noi ci alleniamo con l'idea di giocare ogni partita al massimo e poi Macerata è una grande squadra, lo sappiamo, ma noi proveremo sicuramente a fare tutto quello che possiamo domenica per portare punti a casa. Federica Vittorio, la SEAP Dalle Cardillo Aragona lotta per 3 set contro Sassuolo, però la sconfitta è maturata soprattutto nel primo set. Cos'è mancato oggi? Diciamo che siamo state molto altalenanti, quindi questo è venuto a mancare, la costanza. Non siamo partite benissimo, però poi pian piano abbiamo ritrovato il nostro gioco. E niente, perdiamo dei punti qui a Sassuolo, però ci rifaremo la prossima sperando di recuperare qualche infortunio al meglio. Cosa salvare da questa partita? La prestazione della SEAP Dalle Cardillo Aragona? Come dicevo non è stato tutto nero, ci sono stati dei tratti in cui si è visto un bel gioco, ci sono stati dei tratti in cui siamo un po' calate probabilmente mentalmente, quindi niente, lavoriamo un po' sul essere cinici e basta. Domenica arriva Macerata al Palamoncada, alle ore 4 al Palamoncada, alle ore 15. È possibile secondo te portare a casa punti? Nulla è impossibile, dalla scorsa partita abbiamo avuto la dimostrazione, quindi vi invito a venire al palazzetto come la scorsa partita, il pubblico ci può dare una grossissima mano e noi faremo il meglio che possiamo come sempre. Come ti sembra questo campionato di Serie 2? È tosto, abbastanza tosto, sicuramente noi siamo una matricola quindi dobbiamo crescere, ma credo che la crescita si stia già vedendo. Qui a Sassuolo non era facile oggi, fuori casa contro una buonissima squadra, anche loro ricordiamo che hanno fatto un bellissimo risultato contro Busto e quindi niente, pian piano stiamo emergendo, lavoriamo tanto in palestra e sono sicura che a breve arriveranno delle